Un problema, credo, nell'affrontare il concetto di decrescita, credo sia quello di togliere illusioni alla gente. Perché sulle illusioni molti ci marciano e una delle illusioni che bisogna togliere è quella che le fonti energetiche alternative possono sostituirsi tranquillamente al petrolio. Intanto perché non sono così efficaci, poi perché comunque non c'è nessuna fonte energetica alternativa che possa sostituire il petrolio nella sua duttilità, chiamiamola così, dal caricare l'accendino a far andare la centrale termoelettrica. E, ci sono energie alternative che sono addirittura dannose. Il biodiesel ha distrutto coltivazioni infinite, mettendo in crisi ancora una volta sempre i più poveri, gli ultimi disgraziati. Forse sarebbe il caso di insistere un po' sul fatto che comunque non si riuscirà a sostituire il petrolio e che quindi è meglio mettersi il cuore in pace almeno da questo punto di vista qua e quindi pensare a qualcosa di più serio come la decrescita. Sicuramente. Non, quando si fa la storia della cosiddetta modernità, civiltà occidentale, si parla poco dell'energia e senza l'energia e senza una energia quasi illimitata e gratuita non ci sarebbe stata questa civiltà occidentale. Basta pensare che ancora oggi godiamo in Occidente, in Europa abbiamo l'equivalente di 50 schiavi e negli Stati Uniti tra 100 e 150. Ho detto che anche i più ricchi romani dell'antichità non avevano 50 schiavi, tutti così. E perché questo è... Così, questo è il risultato del fatto che sfruttiamo una cosa fantastica che è l'energia fossile. Tutta la storia è cambiata quando siamo entrati nel sistema termoindustriale. Possiamo dire che l'Occidente già nel Settecento, con l'invenzione dell'economia, con Adam Smith, con l'inizio del capitalismo, ha sognato la crescita infinita. Ma questa crescita è stata solo la crescita dei profitti per le industrie, gli imprenditori inglesi, ma era la rovina dei contadini, la rovina degli artigiani. Infatti le statistiche sono probabilmente sbagliate perché non contano solo la crescita del prodotto mercantile, non la distruzione del prodotto vernacolare, per parlare come Illich. Soltanto a partire di 1850, prima con il carbone e poi con il petrolio, allora la crescita, il capitalismo ha riuscito non solo a far crescere i capitalisti, ma anche a far crescere i paesi capitalisti. E c'è una vera crescita che ha approfittato anche distruggendo tutto il resto del mondo, ma che ha approfittato anche agli operai. Allora in questo per 100 anni c'era la crescita, sempre crescita, ma faceva fatica a far consumare tutto questi prodotti e allora ogni 10 anni c'era una crisi di sovrapproduzione o di sottoconsumo e soltanto un po' negli Stati Uniti negli anni 20, poi ma su scala globale dopo la seconda guerra mondiale hanno trovato il rimedio assoluto con il marketing che funziona su 3 piedi, la pubblicità, l'obsolescenza programmata e il credito. Allora la pubblicità, fantastica, la pubblicità
è un lavaggio di cervello che ci convince che siamo sfortunati di ciò che abbiamo per far desiderare ciò che non abbiamo e far comprare sempre di più. L'obsolescenza programmata ci obbliga a comprare anche nuovi apparecchi, perché abbiamo un televisore che funzionava bene, tutto bello, e subito non funziona più. Allora si va il venditore dice ora non si può più riparare perché no, è troppo complicato, costa troppo. Se era possibile costerebbe più che comprare un altro, e ne abbiamo degli altri che costano pochi. È vero che costano molto pochi, mi fa sempre arrabbiare quando vado a comprare un apparecchio che costa così poco, perché costa così poco perché vengono dalla Cina o sono fabbricati con dei operai che non sono pagati o niente. Allora è così che recentemente ho comprato una stampatrice. Aveva una stampatrice che funzionava bene, ma come ho dovuto cambiare il computer, la vecchia stampatrice non andava con il computer, incompatibile, ho dovuto comprare una nuova stampatrice. Non è il problema del costo, perché la nuova stampatrice costa molto meno che avevo pagato l'altra nel tempo. Costa un prezzo ridicolo, è scandaloso vendere delle cose così a prezzo così basso, ma è fabbricata in Cina, naturalmente. E così, allora si butta così un sacco di cose che potrebbe funzionare, e ogni mese partono dagli Stati Uniti 800 navi piene di computer che vanno, invece di rendere servizi e che contengono dei metalli rari, eccetera, ma invece di rendere servizi, inquinano i paesi come la Nigeria, dove sono scaricato nel modo selvaggio. E la terza molla del marketing è il credito. Allora, il credito oggi, con la crisi cosiddetta dei subprime, sappiamo bene come funziona, come la famosa catena di Ponzi, ma tutto il sistema. Oggi che è stato condannato questo, come si chiama questo? Madoff, ma si deve dire che la condannazione di Madoff è la condannazione di tutto il sistema, perché tutto il sistema finanziario bancario per 30 anni con il grande mago Alan Greenspan ha funzionato su questa fuga in avanti in credito. Basta pensare che negli Stati Uniti anche un disoccupato, un senza tetto, poteva comprare una casa, e che diceva ma il prezzo, come c'è sempre la speculazione che le case si possono vendere sempre di più, allora la casa garantisce il rimborsamento del prestito per comprare la casa. Solo che c'è una cosa che anche un bambino poteva capire, che gli alberi non crescono fino al cielo, e allora a un momento, ma lo sapevano anche, ma nessuno, tutti dicevano perché dovevano approfittare, e come tu l'hai detto, ora cercano di ricominciare la medesima cosa, di rilanciare. E hanno ragione, perché siamo talmente stupidi che la prima cosa che facciamo è di dare del denaro, miliardi e miliardi alle banche per incominciare.